Lunga notte di paura e disagi a Castelfranco per l'esondazione del torrente Avenale centro allagato e prima stima dei danni di oltre 1 milione, fiato sospeso per le prossime ore. Una bomba d'acqua da record confermata dai dati, non pioveva così tanto in poche ore dal 2006 in città, super lavoro di vigili del fuoco e protezione civile. Non solo Castelfranco, pesanti disagi anche ad Asolo e Riese, tutti concordi nel sottolineare come i bacini di laminazione abbiano evitato il disastro, ma servono nuovi interventi. Nessun malato di Covid nelle terapie intensive del Veneto. Oggi caliamo il sipario su questo fronte, dice Zaia, che però avverte: teniamo alta la guardia, intanto arrivano le nuove linee guida. Coinvolge anche Treviso e Padova la maxi operazione della Polizia di Trento contro l''ndrangheta, tra gli arrestati anche l'uomo che nel 2001 uccise il padre, docente universitario. Finanziamenti alle imprese durante l'emergenza coronavirus. Nella Marca le aziende artigiane hanno chiesto in media finanziamenti più alti rispetto al resto d'Italia. Siamo tornati a occuparci della chiusura dell'ufficio postale di San Liberale di Treviso. Ancora non c'è una data per la riapertura, restano disagio e rabbia per gli utenti. Bentrovati, buonasera telespettatori di Antenna 3, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali con la lunga notte di paura vissuta a Castelfranco Veneto, dove è esondato il torrente Avenale, danni per oltre 1 milione di euro, il resoconto di Lina Paronetto. Con 50 interventi dei vigili del fuoco nella notte nella Castellana, da Asolo a Riese Pio X, un centinaio quelli effettuati dalla protezione civile nella sola Castelfranco Veneto, dove ieri sera si è verificata la situazione più critica. Erano circa le 19:30 quando è esondato il torrente Avenale, una bomba d'acqua che, sommata alle piogge intense di questi giorni che già avevano in buona parte riempito i bacini di laminazione di Salvarosa e Godego realizzati dopo l'alluvione del 1998, ha fatto tracimare il torrente con l'acqua arrivata fino in piazza Giorgione. Parzialmente allagato il piazzale del vecchio ospedale, a rischio la casa di riposo Sartor, strade come fiumi, e per Castelfranco è iniziata una lunga notte. L'apprensione è durata fino alle 2 perché con la visita alla cassa di espansione dei Prai di Godego, la chiamiamo così, è preso atto che era piena come non mai, mi hanno detto i sorveglianti, e l'Avenale è ancora alto. C'è stata la preoccupazione fino a stamattina. Un po' la situazione adesso si è normalizzata e sta rientrando. Attendiamo di vedere come si evolverà il meteo e speriamo che non succeda un'altra volta come ieri sera. Decine e decine di sacchi di sabbia per bloccare l'avanzata dell'acqua, come qui alla casa di riposo. L'acqua continuava ad entrare all'interno del centro e quindi c'era il problema che appunto questa potesse raggiungere la centrale elettrica e creare appunto dei danni irreparabili per noi. E per fortuna non è stato così. Non è stato così perché appunto prontamente hanno messo dei sacchi di sabbia. Sacchi che hanno permesso di attendere l'arrivo dei vigili del fuoco e di sventare il peggio. E mentre si è risolto un altro fronte che ha fatto temere, quello del Muson dei Sassi, si fa una prima stima dei danni di cui ora privati cittadini e attività economiche dovranno fare una relazione dettagliata da consegnare al comune. Mediamente un scantinato, i danni impianti piuttosto che mobilia, una decina di migliaia di euro ci vogliono tutti, quindi si fa presto a fare 10.000%, fa 1 milione. Quindi io ipotizzo, stimo che possa essere quella, anche se bisognerà attendere tutte le richieste di danni per avere il conto preciso. Questi invece i racconti di cittadini e commercianti. Si racconta cosa è successo? No, è stata una bomba d'acqua e poi molto le casse di laminazione non hanno tenuto, non lo so, e è così. Per esempio tutti i garage sotto sono tutti sotto. Che danni avete avuto? Beh, davanti sul fronte strada perché l'acqua c'era alta lì e poi ho dovuto aspettare molto perché venissero a portarmi la sabbia. Sono sola, l'albergo è chiuso, quindi non potevo avere nessun tipo di aiuto da parte del personale, da parte di nessuno. Piazza Giorgione a Castelfranco, una mattinata di mercato, lo vedete alle mie spalle, che si conclude. Qui ieri sera l'acqua del fossato attorno
alle mura era a livello. Ci hanno raccontato che poi quella che arrivava dalla Venale, da quella zona di là, è arrivata a lambire il muretto del fossato qui in piazza, tanto che si vedono ancora per terra naturalmente i resti. Avete avuto danni? Sì. Cosa principalmente? Allora c'erano più o meno 5 cm d'acqua, siamo riusciti a recuperare tutto l'abbigliamento, però i muri sono tutti molto bagnati. C'era un fiume che correva e noi abbiamo cercato di spalare l'acqua e siamo riusciti a salvarci un po'. Ci siamo dati una mano tra i negozianti e chi ci chiedeva aiuto si fermava, ci siamo aiutati. Uniti. Siamo riusciti fortunatamente a tamponare tutto, perché con i sacchi, con l'intervento abbastanza sollecito della protezione civile, abbiamo fatto in modo che l'acqua sia entrata ma soltanto sporcato, non ha fatto danni per fortuna. Ma era la prima volta o era già successo? No, nel 98 è successo ancora. Ma quella è stata un'inondazione molto più importante, abbiamo avuto più danni. Questa volta molto probabilmente l'esondazione è stata più leggera e quindi siamo riusciti a tamponarla meglio. Speriamo che oggi hanno detto che dovrebbe ritornare, speriamo che stia tranquillo. Nel 2020 dicono che è un anno bisestile, anno bisesto, anno senza sesto, però mi pare che abbiamo esagerato. Abbiamo già dato, forse se adesso cominciano ad andare bene le cose siamo contenti tutti. E di un evento di portata eccezionale ha parlato oggi l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin, che è tornato anche sulla necessità di nuovi interventi, di nuovi bacini di laminazione. Ricordo che solo in un caso abbiamo avuto precipitazioni nella storia più elevate a Castelfranco, è stato il 16 settembre del 2006, 161 mm. Quindi la precipitazione di ieri, 131-132 mm, è stata la più rilevante della storia, o almeno da quanto vengono registrate. Parlare quindi di una bomba d'acqua senza precedenti sulla città del Giorgione e sulla Castellana non è affatto eccessivo. I numeri stanno lì a ribadirlo, soprattutto se si va nel dettaglio. 78 mm in 2 ore e addirittura 48 mm in un'unica ora, ieri sera verso le 7 del tardo pomeriggio. A essere colpita tutta l'area con dati record. A Crespano si sono registrati 72 mm di pioggia, ad Asolo 75. Questo ha messo in crisi il corso d'acqua che si chiama Avenale. Avenale, affluente di quel Muson dei Sassi, sorvegliato speciale per tutto il fine settimana e sul quale a breve partirà un intervento a monte. Stiamo realizzando bacini di laminazione da 1 milione di metri cubi, 990.000 milioni di metri cubi di acqua invasabile per un'estensione di 28 ettari e un costo di 18 milioni e mezzo di euro. E proprio il tema della regimazione delle acque resta prioritario per la Regione. Servono altri bacini di laminazione, su questo non ci piove, voglio dire, no. Abbiamo un piano che stiamo cercando di portare avanti con molte difficoltà. Il riferimento tutt'altro che velato riguarda soprattutto il bacino di laminazione del Piave previsto sulle Grave del Montello, opera contrastata da più parti. Io credo che la sicurezza, poi adesso mi attirerò ovviamente come sempre l'ira di tutti gli ambientalisti, ma credo che ci siano delle priorità come sempre e la sicurezza umana credo sia la priorità assoluta. Non solo Castelfranco Veneto, anche a Riese, Pio X, disagi pesantissimi. Via Callalta e via De Gasperi nel capoluogo, via Tirette alle Cendrole, poi la frazione di Spineda. Riese Pio X, l'altro centro della Castellana, dove il maltempo di ieri sera ha creato i problemi più seri. Si sono registrati dei grossi problemi di esondazioni di canali e sostanzialmente c'è stato un rallentato deflusso del corso delle acque meteoriche che hanno condizionato le strade, la viabilità e hanno anche purtroppo allagato scantinati alcune abitazioni. I danni maggiori qui in via Callalta, dove però non è la prima volta che le campagne alle spalle delle abitazioni si trasformano in un lago. Le immagini sono eloquenti. Qui i pozzetti non sono più stati in grado di ricevere l'acqua
e l'acqua ha cominciato a scendere nei garage qui di fronte ed è entrata nei garage, quindi abbiamo dovuto chiamare da subito la protezione civile, che sono arrivati tempestivi e con una pompa hanno asciugato l'acqua e poi l'acqua continuava e i pozzetti ancora, ripeto, non defluivano. Abbiamo chiamato anche i pompieri. Comunque il problema resta che ogni qualvolta che fluisce tanta pioggia in quel posto lì si incanala molta acqua e qui praticamente si allaga. Il problema non è, spiega il vice sindaco, solamente l'intensità delle precipitazioni. E purtroppo anche da una persistente mancata manutenzione dei fossi privati, dei fossi di confine dei campi coltivati, che col tempo sono stati progressivamente riempiti o arati. Quindi andrebbero ripristinati. Come amministrazione ci siamo messi d'impegno, anche a causa di questi purtroppo, ripeto, frequenti avvenimenti, di convocare i proprietari e di con una serata pubblica appena sarà possibile, per spiegare appunto gli svantaggi che questa mala gestione comporta. Di emergenza in emergenza, ma fortunatamente per buone notizie c'è il secondo report di giornata della Regione del Veneto con azienda zero, il bollettino che ufficializza il fatto che in Veneto non ci sono più malati Covid nelle terapie intensive, come sottolineato questa mattina anche dal presidente Zaia. Ci sono 15 pazienti ex malati che si sono nel frattempo negativizzati. I morti di coronavirus sono quindi in totale 1961, 0 nelle strutture ospedaliere, ma nelle ultime 24 ore ci sono stati 6 decessi invece nelle strutture per anziani o comunque fuori dagli ospedali. I positivi sono in tutto oggi 19.191, questo dall'inizio dell'emergenza, 858 i positivi attuali, numeri sui quali si è soffermato come dicevamo il presidente Zaia, che è tornato sulla fase 3 in Veneto e sulla questione caldissima dell'Election Day e delle elezioni regionali. Con questo bollettino si cala il sipario sulla vicenda terapie intensive Covid. Non esistono più. Il Veneto di fronte a un'altra svolta cruciale nella guerra al virus. Al momento, infatti, e a meno di clamorosi aggravamenti, esistono solo pazienti ex-Covid che si sono negativizzati. Motivo per far festa? Niente affatto, il virus c'è ancora e bisogna seguire le regole, ma è un dato che fa da sponda alla polemica sulle elezioni congelate. La domanda quindi che faccio pubblicamente è questa: quando si andrà a votare? Qualcuno ce lo vuol dire? Ma magari non sottosegretario o altre robe, ce lo dica magari direttamente il Presidente del Consiglio. La finestra inizia dal 20 di settembre e finisce il 15 di dicembre, ma non è ancora fissata la data delle elezioni. 2020, odissea nel voto e pazienza esaurita perché una decisione certa ancora non c'è, con lo spettro di andare ben oltre settembre. Sul piatto c'è il voto che alla Camera ha visto approvare l'emendamento di Forza Italia per fissare la prima data utile al 20-21 settembre e gli strali di Zaia non vanno soltanto in direzione della maggioranza di governo. Forza Italia ci ha tolto la finestra per andare a votare prima, cioè forse non si è ben percepito, la finestra del governo andava dal 6 settembre. Forza Italia ha presentato un emendamento per fare in modo che non si voti prima del 15, ma prima del 15 vuol dire che al minimo si può votare il 20. Chi lo ha votato, da come la leggo io, aveva la preoccupazione che si fissasse il 20, ma poi avendo la finestra dal 6 magari le regioni non facessero un blitz e noi potevamo convocare le urne il 6 di settembre. Quindi c'è stato tolto anche questa possibilità per evitare la totale autonomia alle regioni. Questo non è un bel segnale. Ma c'è pure tra le righe una stoccata sottile a Salvini. La Lega si è astenuta dal voto, Zaia lo giudica una risposta al blitz di Forza Italia, ma sottolinea c'è un evidente distacco tra il livello amministrativo e quello politico. I segretari di partito giustamente non hanno la visione del Veneto che dice qua noi siamo pronti, andiamo a votare, situazione epidemiologica e tutto. I segretari guardano le 6 regioni che vanno a votare e dicono
più tempo abbiamo in Campania piuttosto che in Puglia, magari più ce la giochiamo, e viceversa quelli che vorrebbero vincere in Veneto non vorrebbero più andare a votare. Tutto questo mentre l'economia grida ancora, come ad esempio il mondo del polo fieristico, oggetto di un vertice con il ministro Gualtieri. Solo Verona ha perso il 60% del fatturato, giro d'affari di 700 milioni di euro andato in fumo. Ma per una ferita che resta aperta c'è anche un lieto fine. Il ministro degli esteri greco annuncia la riapertura del paese agli italiani dopo le roventi polemiche dei giorni scorsi, gli attacchi proprio di Zaia, che su Facebook cambia tono e ringrazia gli amici ellenici, lasciando spazio a una battuta conclusiva sulla risoluzione del caso. Merito del ministro degli esteri Di Maio. Merito del casino che abbiamo fatto noi. E a proposito di ripartenza e fase 3, sono arrivate nel pomeriggio, peraltro annunciate oggi dall'assessore Lanzarin, le nuove linee guida che regoleranno diverse attività, alcune delle quali come le fiere per l'appunto prossime alla riapertura. Dalle discoteche alle sale slot, passando per congressi e fiere, tutti campi che necessitano di disposizioni anticontagio in vista delle prossime riaperture post-lockdown. Le nuove schede uscite dal gruppo tecnico formato da 5 regioni coordinate dal Veneto, recepite dalla Conferenza delle Regioni, dovrebbero anche trovare spazio nel prossimo DPCM. Le linee sono le linee che voi già conoscete, quindi tutte quelle legate alla igienizzazione, a reazioni. Quando parliamo appunto anche di cerimonie preferiamo sempre le cerimonie all'aperto, per quanto riguarda anche i spettacoli, le discoteche, quindi diciamo anche qua tutto il discorso legato all'aperto. Il distanziamento è quello che è previsto, quindi il metro di distanza, l'utilizzo della mascherina all'interno, non all'esterno. Più o meno quindi le misure rimangono quelle conosciute, ma contengono comunque inevitabili variazioni a seconda dei settori cui vengono applicate. Per le discoteche, ad esempio, si aggiungono le misure per il ballo, peraltro consentito solo all'esterno. È stato individuato un indice per quanto riguarda appunto il distanziamento, che è quello legato ai 2 metri di distanziamento per le attività fisiche. Ma cosa vuol dire? Un indice quindi legato però alla capienza della pista da ballo, come per le piscine, insomma, per citarvi, insomma, nelle piscine sapete che c'era l'indice dei 4 metri oppure dei 7 metri per quanto riguarda le piscine termali, la stessa cosa per le piste da ballo. La capienza della pista viene quindi calcolata conteggiando uno spazio di 2 metri a persona. Altro capitolo riguarda la cerimonia dei matrimoni. Abbiamo previsto il discorso legato alla ristorazione, in cui abbiamo previsto quindi i tavoli con il distanziamento che già conoscete, il discorso di prediligere, essendoci persone, quindi assembramenti di più persone, locali all'aperto. Particolarmente attese infine le disposizioni per la riapertura delle fiere, dove l'accesso sarà ricalcolato in base alla capienza degli spazi per ridurre l'affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale. Questo sul fronte della sicurezza, ma poi c'è tutto il tema dei finanziamenti. Nella Marca le aziende artigiane hanno in media chiesto finanziamenti più alti rispetto alla media del Veneto e del paese intero. Le imprese trevigiane hanno fame di liquidità più delle altre, lo testimoniano i dati dell'analisi di Confartigianato sulle richieste di finanziamento garantiti dallo Stato come previsto dal decreto Cura Italia. I dati evidenziano intanto che c'è una dimensione diversa della Marca rispetto sia al Veneto sia a livello nazionale, tant'è che la media nostra delle richieste è 71.000 euro rispetto alla media, diciamo così, regionale che è di 60.000 e la media nazionale che è di 46.000. Finanziamenti fino a 30.000 euro da restituire in 5 anni, ma a molte imprese artigiane della Marca serve di più, perché soprattutto nel manifatturiero si tratta di aziende più strutturate con un numero maggiore di dipendenti rispetto al resto del Veneto delle microimprese artigiane. Questo è un dato positivo perché le imprese sono cresciute, però dall'altra parte adesso è evidente che la loro dimensione ha bisogno di risorse, tra virgolette, maggiori. Ora serve una maggiore celerità del sistema bancario nell'erogare i finanziamenti ed uno snellimento delle procedure burocratiche, anche perché i rischi in questo momento sono concreti. Se vogliamo che non succedano come è successo in altri territori, che ci siano magari in questa crisi occasioni anche di infiltrazioni di malavita o quant'altro, noi dobbiamo sostenere le nostre imprese sul credito.
Ampia anche la pagina di cronaca, in primo piano l'operazione contro la 'ndrangheta portata avanti all'alba di oggi dalla Polizia di Stato di Trento, coinvolto anche il nord-est, 2 arresti a Treviso e Padova. Tra le persone coinvolte anche Paolo Pasimeni, l'uomo che nel 2001 uccise il padre docente universitario dandogli fuoco. In passato ha subito delle condanne ha subito una condanna per un omicidio intrafamiliare che ha riguardato la storia di una famiglia padovana. Non viene nominato direttamente, ma si tratta di Paolo Pasimeni, il ragazzo, oggi uomo, che nel 2001 uccise il padre Luigi, docente universitario, prima preso a bastonate nel bagno dell'Università di Padova, poi dato alle fiamme. Non voleva che lo denunciasse per aver falsificato un voto dell'esame di chimica. Pasimeni, reo confesso e condannato a 15 anni e 4 mesi, uscì dal carcere nel 2009, sequenze rimaste indelebili nella città del Santo. Pasimeni, tra l'altro, nel dicembre 2019 era finito di nuovo nei guai per la detenzione di una beretta risultata rubata e ritrovata nell'ufficio dove lavorava. È lui uno dei 2 uomini rimasti incastrati nelle maglie della Polizia di Stato di Trento, che all'alba ha fatto scattare un'operazione contro l''ndrangheta senza precedenti per un colossale giro di droga e armi, ma anche estorsioni. La prima del genere in Trentino Alto Adige. L'altro arrestato in Veneto è un 30enne domiciliato a Treviso di origine marocchina e nato in Calabria. In particolare i ruoli di questi 2 soggetti erano collegati al rifornimento di cocaina. Rispetto al gruppo 'ndranghetista, questi 2 soggetti, data la loro capacità, assumevano quello che nel lessico 'ndranghetista si dice contrasto, ovvero soggetti dotati di grande professionalità ma che non sono affiliati all''ndrangheta, infatti rispondono di concorso esterno. Ma c'è un'altra relazione con il Veneto. Uno dei 20 arrestati avrebbe partecipato nel 1988 al sequestro di Carlo Celadon, il 19enne prelevato dalla sua casa di Arzignano, il sequestro di persona più lungo della storia italiana, 831 giorni. Il nesso è tutto da dimostrare. Su questo punto ci sono delle affermazioni che dovranno un attimino essere vagliate. Un asse inedito che dalla Calabria porta a Bolzano la dimostrazione che l''ndrangheta è ovunque. Assistiamo alla globalizzazione di tutti i fenomeni, anche quello criminale. L''ndrangheta non è esente da questo. Non ci sono più territori che possano dirsi immuni a prescindere. Ha chiamato egli stesso il 118 quando ha cominciato a sentirsi male dopo aver ingoiato un ovulo di cocaina. L'uomo, un nigeriano di 24 anni, ufficialmente residente a Quinto di Treviso, ma di fatto senza fissa dimora, è stato portato all'ospedale Cafoncello dopo l'espulsione dell'ovulo che conteneva quasi 14 grammi di cocaina. L'uomo è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile. In mattinata si è svolto il processo per direttissima, nel corso del quale l'avvocato del 24enne ha chiesto e ottenuto la rimessa in libertà del giovane sottoposto a obbligo di dimora nel comune di Treviso. La notizia si è appresa soltanto oggi, ma lo scorso 1° giugno a Treviso si è sfiorata la tragedia quando un uomo affetto da gravi problemi psichici, forse per togliersi la vita, ha aperto il rubinetto del gas nel suo appartamento, saturando l'abitazione e rischiando di far saltare l'intero palazzo. Provvidenziale l'intervento della polizia che, allertata da alcuni residenti, ha evitato la tragedia. Adesso per noi c'è un breve momento di pubblicità. A dopo. Di nuovo in studio per parlare dei disagi che quotidianamente ci segnalate, in questo caso la chiusura dell'ufficio postale di San Liberale. L'ufficio postale di Sant'Abona non è ancora aperto. Della chiusura e dei relativi disagi che i residenti, soprattutto anziani, sono costretti a subire, ci eravamo già occupati il 26 maggio scorso in un nostro servizio. Anche il sindaco Mario Conte, da noi interpellato, aveva garantito di avere già richiesto formalmente l'apertura della sede. Ad oggi però le porte dell'ufficio sono ancora serrate. Una chiusura che suscita indignazione e rabbia. Non è giusto, insomma, che sia chiuso dopo tanto tempo, perché non tutti hanno l'auto, hanno la possibilità di spostarsi. Io sono d'accordo con quelli arrabbiati.
Dovrebbero riaprire al più presto? Sì, perché è utile. Noi speriamo che riapra, perché oltretutto San Paolo non c'è, è l'unico qua attorno. C'è l'altro di Santa Bona, ma è abbastanza distante e ci sono parecchi anziani. È una vera vergogna. Poste Italiane ufficialmente informa che attualmente in provincia di Treviso sono operativi ben 181 uffici postali su 185, di questi 125 aperti dal lunedì al sabato e solo 56 interessati dalle aperture contingentate. Per finire, Poste Italiane conferma e rassicura che l'ufficio postale Treviso 5 di San Liberale sarà regolarmente riaperto. Non è chiaro dunque la data, si spera però che i tempi siano brevi. Torniamo adesso nei musei di Montebelluna, riaperti ormai da 2 settimane, ancora pochi visitatori, complice forse la limitazione per le regole anticontagio che al Memoriale Veneto di Villa Pisani hanno cercato di alleggerire in questo modo. Hanno utilizzato le immagini della Grande Guerra per dei cartelli che presto potrebbero essere distribuiti anche agli esercizi commerciali della città. Un modo diverso per ricordare le prescrizioni anticontagio, ma anche per promozionare il Memoriale Veneto, che da oltre 2 settimane ha ripreso la sua attività. Sta andando bene, nei nostri weekend di riapertura abbiamo raggiunto tra il Memoriale e il Museo Civico circa un centinaio di presenze, per cui siamo molto contenti di questa riapertura. Ecco, chi è che è tornato a vedere le mostre? È un pubblico molto eterogeneo, famiglie soprattutto, ma anche visitatori singoli che arrivano da tutto il Veneto, cioè il più vicino arriva da Biadene, il più lontano da Padova, ma anche più lontano. Ora la nuova sfida dei musei montebellunesi si chiama Centri Estivi. Infatti sia Villa Biagi che Villa Pisani sono concepite come musei attivi, dove anche d'estate si possono fare attività per i bambini divertendosi. Quest'anno le limitazioni anticontagio invece potrebbero cancellare completamente le attività al Museo di Storia Naturale, virus che il Memoriale Veneto ha deciso di raccontare alle future generazioni dal punto di vista dei cittadini. Un'iniziativa che ha raccolto l'adesione non solo veneta, ma anche della Lombardia ed oltre. Siamo a circa una 50 di partecipanti, anche se stamattina ci è arrivata la notizia di alcuni circoli house della Brianza che vorrebbero appunto collaborare a questo progetto per mandare una loro testimonianza. Quindi tra italiani all'estero, tra persone che arrivano veramente dai 4 angoli dell'Italia, stiamo veramente avendo un bel riscontro con l'obiettivo di dare un segnale su quella che è stata la nostra esperienza. E noi siamo partite proprio da queste persone comuni perché sono quelle che tendono poi nel corso della storia proprio a sparire. Andiamo adesso a Belluno. A Belluno, dove è stata chiusa la gara del gas a fronte di 1000 polemiche, è stata ufficializzata quindi la proposta per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas nell'ambito territoriale di Belluno a Italgas, sconcerto dei sindaci soci di BIM Infrastrutture. Non sono bastate le richieste di sospensiva, tantomeno la pandemia, a fermare la proposta di aggiudicazione della gara del gas appannaggio della società miglior offerente. Italgas canta vittoria e prima ancora di entrare ufficialmente in possesso delle reti di distribuzione annuncia investimenti al raddoppio dei clienti. Sconcerto dei sindaci soci di BIM Infrastrutture. Ritengo sarà inevitabile produrre un ricorso al giudice, in merito a questa situazione. Perché le valutazioni fatte dalla stazione appaltante sulla gara gas, noi come sindaci e anche come infrastrutture riteniamo che sia inadeguata. La prima esigenza è quella di fare chiarezza e ribadire che l'obiettivo principale dei comuni è vedere riconosciuto il vero valore delle reti, tuona Bortolo Sala, che è il presidente del comitato di coordinamento dei soci di BIM Infrastrutture, che lo scorso dicembre avevano votato compatti per il ritiro della delega di stazione appaltante al comune di Belluno. Non appena avuto notizia della pubblicazione della determina all'albo pretorio di Palazzo Rosso, Italgas ha dichiarato non ci sono elementi per ulteriori ricorsi. Che cosa fa il giudice anche Italgas? Non l'ho capita questa. È una cosa ridicola, che una parte in causa dica non ci sono elementi. Come non ci sono elementi? Non si darà il giudice se ci sono o se non ci sono.
L'unica certezza attuale è il minor valore, ben 15 milioni dell'assegno che Italgas dovrebbe staccare per pagare le reti ai bellunesi, dice Sala, determinato dall'utilizzo di un prezzario errato e stranamente non coincidente con quello ben più remunerativo utilizzato invece per la valutazione degli eventuali investimenti futuri di Italgas. Lo scontro è apertissimo e i sindaci bellunesi si dichiarano pronti ad andare fino in fondo. Noi andremo a finire in tribunale su questa cosa. Se il giudice ci dà torto, noi abbiamo assolto il nostro compito, abbiamo difeso il patrimonio pubblico. Se il giudice ci dà ragione, abbiamo preso 15 milioni più. Combatterete fino alla fine? Assolutamente sì. Pronti ad andare fino in fondo, infatti i comuni bellunesi si preparano al ricorso al TAR del Veneto contro la decisione della stazione appaltante che vedrà Feltre comune capofila. Stamattina dal Colle delle Capre è partita una mail all'indirizzo di tutti i comuni bellunesi coinvolti nell'ATEM con la proposta di adesione all'iniziativa legale attraverso una delibera di giunta. Tutelare gli interessi del comune, ovvero dei cittadini, è un nostro preciso dovere, commenta il sindaco di Feltre Paolo Perenzin, che aggiunge: quanto è accaduto crea un grave pregiudizio alle nostre prerogative economiche. L'altro fronte caldo è quello del Nevegal. Per lo sviluppo del colle gli impianti da soli non bastano. È quanto sostiene Belluno Alpina, l'associazione nata circa 3 anni fa con un progetto corposo chiamato Ronce 2020 che guarda lo sviluppo comprensoriale della zona affacciata sul capoluogo. C'è un'altra voce, ci sono altre idee e progetti per il rilancio del Nevegal che guardano alla destra e alla sinistra orografica del capoluogo, da Ponte nelle Alpi a Limana. Un territorio esteso che ha enormi potenzialità di sviluppo che solo per una parte dipende dagli impianti di risalita. In questa fase diciamo che noi stiamo tornando agli anni 90 perché il comune teoricamente si riprende in capo gli impianti e noi in qualche modo dobbiamo trovare le persone che li gestiscono. Gestirli non è facile perché ci vogliono soldi, voglio dire. Quando si mettono 100.000 euro per partire con gli impianti, non è che si mettono i 100.000 euro e poi si autosostiene. Una situazione molto complessa, dice Jimmy Del Farra di Belluno Alpina. L'associazione è nata 3 anni fa dall'osservazione del lento e inesorabile degrado di un territorio ad alto rischio spopolamento. Allora abbiamo cercato di mettere in piedi un progetto antispopolamento per far sì che le persone che abitano nel territorio e che lavorano nel territorio continuino a stare su quel posto e anzi di attirare altre persone che vengano a abitare, vivere e lavorare su quel posto. Il progetto Ronce 2020 unisce luoghi di rara bellezza che scorrono fra Quantin e quella Val Morel raccontata dalla penna di Dino Buzzati, percorsi naturalistici, sentieri e una filiera del legno che debbono essere valorizzati. 2 le tappe imprescindibili: la realizzazione della strada Ronce-Nevegal e del laghetto, utile per l'innevamento artificiale e supporto per il territorio dal punto di vista naturalistico e di protezione civile. Sono le fondamenta per mandare avanti tutto il resto, spiega Del Farra. L'interesse dei comuni sembra ci sia. Entro pochi giorni il comune di Belluno ha assicurato l'apertura di un ufficio per seguire da vicino l'iniziativa. Non servono grandi cifre, un paio di milioni circa per interventi mirati. Siete fiduciosi? Sono molto fiduciosi. Noi abbiamo avuto un confronto anche con il GAL Prealpi, col direttore Aguano, col presidente Peterle. Loro stanno lavorando a loro un progetto e noi contiamo di entrare in partita insieme a loro o comunque collaborare. Intanto si lavora con lo sguardo rivolto al 2022 e al coronamento di un sogno per l'area delle Prealpi. Giro d'Italia e campionati di mountain bike, cross country e downhill. Un tris d'oro per la rinascita. E a proposito di Nevegal, sarà una società bolognese, la Paragon Business Advisor, a redigere le analisi economico-finanziarie e amministrative relative alla gestione degli impianti a fune del Colle. Nella determina pubblicata oggi all'albo telematico di Palazzo Rosso si legge che, trattandosi di affidamento diretto, il responsabile unico del procedimento ha effettuato discrezionalmente la valutazione dei preventivi sulla base degli elementi richiesti. La società si è aggiudicata l'incarico per un importo pari a 8.184 euro comprensivo di IVA. Polemico post su Facebook del consigliere regionale della Lega Franco Gidoni: forse in provincia, sede dei più grandi comprensori sciistici, non abbiamo tecnici all'altezza. E veniamo alla nostra rubrica Bimbi in TV. Questa sera i video di Azzurra di Santa Lucia di Piave, Emily e Olivia di Sant'Angelo di Piove di Sacco, Lorenzo e Gabriele di Pontecchio Polesine.
Caterina, non va messa così. Causerà una certa variabilità. Il dettaglio di mercoledì 10 giugno. Sul Veneto avremo condizioni spiccatamente instabili, addensamenti nuvolosi con precipitazioni sparse, alternate a fasi asciutte e a schiarite che probabilmente saranno più significative sulle zone di pianura. Temperature minime tra 10 e 16 gradi, valori massimi tra i 19 e i 25 gradi all'incirca. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con precipitazioni diffuse un po' ovunque, anche intense, specie durante le ore pomeridiane. Temperature minime fino a 16 gradi, massime invece tra i 23 e i 24 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità, anche qui tempo molto instabile con temporali frequenti e localmente anche di moderata intensità. Temperature minime sui 12-13 gradi, massime invece fino a 23 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Pizza e bruschetta Enzo da Rosso, totalmente artigianali, non surgelate, senza conservanti e del nostro territorio, nei migliori supermercati.